noi stiamo vivendo una rivoluzione e probabilmente la avvertiamo perché, come sapete, i problemi noi li viviamo e li percepiamo o non li percepiamo. La nostra categoria in un congresso fu affermato che non è percepita. 500.000 di periti agrari in questo paese sono uno dei grandi pilastri della società, non dell'economia, poi anche dell'economia, ma della società di questo paese, perché è gente seria, è gente che lavora, è gente che è dentro una filiera e la rappresenta, e voi ne siete tutti testimoni, perché se ci guardiamo in faccia facciamo immediatamente emergere quelle che sono le nostre specificità, le nostre caratteristiche professionali. Ma quest'anno noi abbiamo ancora un crollo di nascite intorno ai 10.000, quindi arriveremo sì a noi 370.000. Significa che siamo in un saldo talmente negativo che solo parzialmente, ma addirittura non è del tutto colmato rispetto all'immigrazione. Perché questa affermazione? Perché questa affermazione è legata alle dinamiche economiche e sociali che stiamo vivendo, stanno determinando una serie di fenomeni che stranamente vanno in controtendenza rispetto alla strutturazione di una società che sia il più possibile armonica, che abbia una prospettiva, che aprendo la finestra veda un percorso che ci porta almeno non al dopodomani, ma almeno al domani. E quella finestra che si può aprire, guarda caso, tutti la riconducono sempre a una gestione ambientale, a questi termini che ormai sono consunti. Se leggete oggi l'articolo che ho scritto sulla newsletter, ho affondato appena le mani, ma le affonderò sempre di più, perché qui è bene che qualcuno cominci ad interrogarsi su quella che è una responsabilità, e se leggete le premesse del codice deontologico, morale ed etica prima che professionale. Morale ed etica. E in quel processo in realtà stanno emergendo tutta una serie di elementi, e guarda caso uno dei punti centrali per cui poi Brunetta mi ha dato anche l'incarico di gestire la commissione scuola, formazione e università, è proprio quello il fulcro, perché questo paese si è dimenticato e ha dimenticato quello che è un patrimonio che ha una storia di 200 anni, che nasce da Cosimo Ridolfi nel 1834. E chi ha letto, chi ha avuto l'opportunità di leggere l'ultimo libro, il penultimo, perché poi l'altro è un assemblamento, quello di categoria, che ho scritto, si sarà accorto che i georgofili mi hanno onorato della possibilità di ripubblicare per la prima volta dopo 200 anni quella che fu la relazione sulla scuola agraria, la prima in Italia, di Cosimo Ridolfi. E credetemi, è stato un onore particolarissimo, perché io non sono qualcuno dice mai frequentato il liceo classico, no, io ho fatto il perito agrario, perché lì dentro, in quella scuola, è identificata una pedagogia che è la più alta, la più completa, la migliore in assoluto fra tutti i percorsi scolastici. Però il problema qual è? Che ce ne accorgiamo dopo. Chi ha finito di voi recentemente alla scuola agraria? Vedo volti giovani? No. Cioè, quando uno va all'agraria, tendenzialmente tendono a dire, beh, hai scelto una scuola, la mettiamo in serie B per non metterla in serie C, no? Zappatori usano anche appellativi, salvo poi scoprire che c'è un mondo che ha una relazione, una connessione con l'ambiente che è straordinaria, tanto è vero che nella diminuzione delle nascite, in questa ormai glaciazione demografica, noi viviamo un altro fenomeno che è grave, estremamente grave, l'abbandono delle aree periferiche. Tanto è vero che come CNEL, ma anche il Parlamento, avete visto poi il PNRR, se seguite le normative, in questo periodo se ne sta parlando molto, perché viviamo fenomeni gravi che poi determinano altri fenomeni, e voi già lo state affrontando nella gestione del territorio che poi, quando è coinvolto da fenomeni estremi, guarda caso non riesce più a gestire né le acque, né a regimentarle, né a utilizzarle per tutti quegli usi che sono quelli produttivi, economici, personali, che ben conosciamo, sia delle acque superficiali che quelle sotterranee. Allora, una domanda noi dobbiamo porcela, perché siamo una categoria che, al di là del numero di iscritti,
no? Di chi è iscritto perché esercita e di chi è iscritto invece perché condivide, ha passione, si sente dentro un corpo che ha una strategia che in qualche misura deve vivere e deve affermare, quindi deve renderla comprensibile all'esterno, che è una cosa difficilissima, davvero molto difficile. In realtà dobbiamo poi interrogarci su chi siamo. Questo è un paese che ha meno di 11.000 professionisti, meno di 11.000, di questi 5.500 fanno doppio lavoro e non è un peccato, casomai è una virtù, chiaro? Perché se uno fa, dove Salvani? Commerciante e poi fa il professionista, l'ITP e fa il professionista, ha uno studio insieme all'altro e fa il professionista, segue una cooperativa, no? E gestisce aziende e quindi un imprenditore fa... Non è un problema, ma io lo pongo lì come dato, perché quando si hanno i dati poi si riesce a leggere quali che sono le dinamiche. Degli altri 5.000, 2.000 svolgono attività, che è un'attività che ci qualifica in modo particolare, che si chiamano perizie ed avversità naturali, che oggi acquisiscono un valore talmente alto che stanno interrogando l'Europa e il nostro governo rispetto alle politiche. Ricordate il 3% della PAC, no? Il fondo catastrofale, che fine ha fatto, che difficoltà, la difficoltà di raccordarsi invece rispetto ad un modello delle assicurazioni. Allora, se queste affermazioni un po' confuse che vi ho dato sono vere, cioè noi dobbiamo avere uno sguardo un po' più lungo, dobbiamo avere quello sguardo che deve, dentro il contesto e il quadro generale dei passi che si possono compiere, quello che è un ruolo, una funzione che va vissuta, e va vissuta fino in fondo rispetto a una qualità che poi deve esprimersi in termini credibili, visibili, e quindi deve essere percepita, no? Non deve essere un qualcosa che sì, ci sono, brava Zemba, chissà dove sono, se poi ogni tanto ti viene in mente perché casomai ti serve un professionista, perché ti cade un albero e devi fare la relazioncina, ma null'altro, perché poi chi è professionista agricolo vive con l'agricoltura. Cosa significa l'affermazione di questi dati, riportare questi dati? Significa che questo è un paese che ha un forte ritardo. Può piacervi o non piacervi. E il ritardo lo si vede, lo si legge, perché lo sto spiegando alle organizzazioni professionali che purtroppo ultimamente non si puliscono troppo le orecchie. Chiaro? Perché quando tu hai 1 milione di aziende, 750.000 quelle che fanno, ma sono più di 1 milione, in realtà ne abbiamo economicamente sostenibili in termini di stima 250.000. Solo 13.000 hanno dipendenti. Parlare di grandi aziende in questo paese ne abbiamo 2 o 3. Ma perché? Perché in realtà ha ancora la partita IVA come agricoltura, ma fa molto altro, a 2.000 dipendenti, ma in realtà ha creato una cosmesi, ha creato quello che è un prodotto curativo naturale, quindi si è affermata come filiera complessiva. Ma l'agricoltura in quanto tale sono tutte micro e piccole aziende, qualche rara eccezione di media, e piccole che in alcuni posti del nostro paese, anche qui, vedi Insalata di Lubbia, è riuscita a valorizzare il prodotto e le prerogative delle imprese, ma attraverso una cosa essenziale, quella che è stata l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione, che nella scuola e nell'università hanno trovato una qualche accoglienza, e poi con una cinghia di trasmissione. Non c'è movimento se non abbiamo un qualcosa che trasferisce come la produzione di energia poi col movimento. I motori in realtà muovono le macchine, ma se non hanno i cose di trasmissione non si va da nessuna parte. Ecco, quelle cinghie si chiamano professionisti. Non sono altri, professionisti, che poi li mettiate dentro un'organizzazione, una struttura, un ente, li mettiate come singole espressioni, ma si chiamano professionisti. Poi mettiamoci casomai tra parentesi tecnici, perché lì si trasferisce, e noi questo trasferimento abbiamo vissuto un forte ritardo, perché, che non è un assoluto ritardo,
Perché un forte ritardo? Perché la ricerca, poi vi do anche lì un dato, la sperimentazione, scuola e università hanno vissuto in termini di realtà separate. Non c'è stata una reazione. Quanti CREA ultimamente si sta rimettendo in moto, ma anche su sollecitazione di questi periti erari? Ma quanti del CNR, quanti di Enea, quanti di Veneto Agricoltura o dell'ERSAF, per citare la mia Lombardia, si sono raccordati, hanno individuato nella nostra organizzazione, nel nostro collegio e nella scuola il riferimento principale per trasferire, io vi dico, livelli di ricerca elevatissimi. Io ricordo il mio amico Alessandro Pecora, che è morto, lo ricorderete, un anno fa, perché balzò alla fama dei mass media per una semplice circostanza: volò giù un aereo Viterbo che era partito da Roma e morirono questi due grandi ricercatori. Ebbi l'onore di entrare in un laboratorio dove stanno studiando come rendere utilizzabile tutti i livelli il grafene. Quando sono entrato mi sono emozionato, primo perché lì non entra nessuno, secondo perché quando ho visto le macchine di laboratorio che hanno loro realizzato per arrivare già, perché mi ho fatto vedere anche immagini che erano assolutamente riservate, dove siamo già arrivati, io dico che noi abbiamo, come dire, una ricerca elevatissima, il CREA di Conegliano già sulle TEA, non TEAno, quindi siamo già avanti. Qual è il problema? Che i cassetti sono pieni di questa ricerca. E abbiamo una resistenza da parte anche delle imprese, con la paura di affrontare, rispetto tra l'altro a indicazioni che emergono dalle politiche, quelle che sono azioni che dovremmo sperimentare nelle nostre imprese. Abbiamo il farm to fork, cioè abbiamo il biologico che già si è spinto rischiando di proprio rispetto a questo modello, ma dall'altra parte non abbiamo una serie di progetti e di modello che accompagni il processo alla diminuzione, fino forse all'azzeramento, ma per il momento è una consistente diminuzione dei fitofarmaci, ma rispetto a qualcos'altro che mi garantisca la produzione, l'alta qualità e il reddito. Allora vedete che bisogno c'è di professionisti. Vedete lo spazio che c'è, che è enorme e che noi non comprendiamo, anche per un altro fenomeno. Esattamente oggi il professor Sanesi, che è il segretario della conferenza delle università in Italia, che è un carissimo amico, ha due ragazze giovani, sono le prime due laureati in LP02 a Bari, quindi sostenuta la tesi, e mi ha mandato l'immagine, non ci credete, poi ve la faccio vedere a tavola. E mi ha detto: sono già state assunte. Perché il mondo agricolo è talmente, ha una domanda talmente vasta tra dipendenti, organizzazioni, commercianti, consorzi, c'è di tutto e di più. Addirittura il presidente dell'ANBI e il direttore mi confidano che sono in difficoltà rispetto a due elementi che caratterizzano una bella gestione, corretta gestione e una gestione lungimirante dei consorzi di bonifica e di irrigazione, che sono i dirigenti, che devono imparare a fare i dirigenti, e i tecnici che devono essere all'altezza del rispondere alle esigenze complesse di una modernizzazione della rete, ma anche all'applicazione di nuovi modelli di irrigazione che ci dobbiamo fare rispetto, tra l'altro, all'evoluzione e all'innovazione di tutta una serie di fattori, tra i quali casomai anche, come dire, l'agrivoltaico, con quello che è già avvenuto in Francia e con le micro sperimentazioni che facciamo. Allora voi capite quanti professionisti servono in questo paese. La domanda: dove andiamo a prenderli? Ecco, li andiamo a prendere nelle scuole, nelle università, li andiamo a individuare nei nostri collegi, li andiamo non tanto a riconoscere, perché nel collegio c'è gente già di comprovata esperienza che ha già trovato un proprio spazio, una propria riconoscibilità, probabilmente appunto non percepita rispetto alla società, ma rispetto al nostro mondo sì, perché voi che lavorate e chi già lavora da tempo nel settore agricolo sa che gli imprenditori, le organizzazioni, i consorzi, qualsiasi commercianti
chiunque della filiera, le imprese di trasformazione, li riconoscono. Il problema è che questa cosa poi diventi riconoscibile nella sua complessità e venga poi inserita nel quadro dell'evoluzione, innovazione di una società. E torno ancora al rapporto di ieri al CNEL. Vedete, se noi non ci poniamo, oltre all'aspetto professionale, straordinario, importante, ma quello che è un ruolo nostro sociale e culturale, se noi non facciamo e non mettiamo in piazza quella che è la nostra anima, io ho la percezione che continueremo a dare un grande contributo, perché continueremo a darlo. Ma le università però mi dicono che stanno perdendo iscritti, soprattutto quelli a indirizzo agrario, molto preoccupante, perché manca orientamento in questo paese e la gente non spiega ai ragazzi che tra un liceo e un istituto tecnico agrario la possibilità che l'istituto tecnico agrario permetta sbocchi anche rispetto alle scelte universitarie qualche volta superiore. L'esperienza mia è che io mi ero iscritto a medicina, ho smesso di frequentare quell'università per una circostanza, perché c'era un problema psicologico in famiglia, mia madre mi ha detto rientra, hai studiato tu, devono studiare anche gli altri, allora lì non si perdeva un giorno di lavoro. Però voi capite qual è la speranza. E da lì anche aprire altre riflessioni che sono quelle che state già affrontando. Le aree periferiche devono diventare aree centrali e per diventare aree centrali hanno bisogno di strutturarsi. In Val di non ci sono aree periferiche, neanche a Bolzano. Andate nella zona Marlene, piccole aziende con piccole superfici garantiscono un decoroso, dignitoso reddito, ma garantiscono una relazione sociale e una comunità produttiva. Una comunità produttiva. E se noi non ripercorriamo e non ritroviamo questo elemento della comunità produttiva, che viene accompagnata da professionisti che hanno, come dire, un bagaglio, un substrato che è quello culturale, che fa parte della nostra storia, fa parte della nostra scuola, che fa parte di quei 200 anni di scuola, che fa parte, Davide, di quelle scelte di welfare che state facendo. Di quelle scelte di welfare anche già fatte fino ad oggi, ma anche con la prospettiva di revisione del regolamento. Quindi è una visione molto lunga, non è una visione breve. La scelta poi tra uno, l'altro e quell'altro. Chi ha letto il mio libro ha visto che chi è laureato io lo invito a rimanere e a iscriversi ai dottori agronomi e dottori forestali, perché un laureato costa 150.000 euro di media per raggiungere 75.000 alla dati OCSE, alla famiglia e 75 allo Stato. Lo Stato e la famiglia non investono perché un ragazzo si iscriva agli agrotecnici, è chiaro, agli operatori qualificati, che è un valore e non un disvalore, che tendono tra l'altro a modificare anche il livello di qualità tra gli istituti professionali e gli istituti tecnici. Quando faccio questa affermazione la faccio in termini pedagogici, perché dentro quel percorso io ho incontrato persone che erano migliori dei periti agrari, ma erano quelle persone che in quel percorso hanno scoperto e hanno valorizzato quei talenti evangelici che anziché averne uno in tasca si è accorto di averne due, ne aveva già fatti fruttare non altri due ma altri 4, ma loro si chiamano passerelle e la scuola le permette. Ma non vado a confondere la formazione professionale e l'istruzione, che è formazione statale, con l'istruzione tecnica. L'ordine della riconoscibilità e della qualità è un elemento essenziale perché poi qualcuno possa interloquire con chiunque, però dentro una sfida che ci vedrà abbandono, diminuzione di aziende consistente. Già abbiamo il dato dell'aumento delle superfici medie delle imprese, ma con un bisogno non tanto perché c'è l'intelligenza artificiale, certo, c'è l'intelligenza perché abbiamo droni, abbiamo strumenti adesso di lettura che sono straordinari, abbiamo ormai questa forma di computerizzazione dove riusciamo a gestire a distanza lavorazioni ed altro, ma il cuore è la capacità dell'uomo di saper leggere
quel dato comunque di saper capire che il suo terreno anche nel Veneto e anche qui si stava desertificando e si sta ancora desertificando, e tutte le operazioni che stiamo facendo per ricreare quella che è la fertilità del terreno, ci sarà pure un motivo, perché c'è l'intelligenza dell'uomo che verifica quel problema ed interviene rispetto a una capacità di analisi, di lettura e tra l'altro poi progettuale per risolvere il problema. È un lavoro alto, non basso, alto, molto alto. 2026 viene lanciato, non so se avete sentito il progetto IRIS, circa una trentina di satelliti simultaneamente. Cosa faranno questi satelliti? Leggeranno tutto, vedranno il dettaglio, faranno tutto. C'è un piccolo problema. Chi gestirà la tecnologia dei satelliti nella relazione con la gestione delle nostre aziende? Gli ingegneri si sono già proposti, ma sanno gli ingegneri capire le qualità del terreno, i problemi, le fitopatologie delle piante, come dire, tutti gli effetti? Hanno questa preparazione? Allora, se i georgofili ci stimolano a inserire nella scuola anche alcuni di questi aspetti di evoluta ed avanzata e di immediata 2026 e tra un anno, non tra 20 anni, significa che vedete che come dire, la sfida è davvero molto alta. Molto. Noi dobbiamo diventare come dire, una categoria straordinariamente alta, partendo da quell'esperienza però Massimo, quella solida che ci ha reso credibili all'interno di quel mondo, perché siamo gente che dopo aver imparato, noi abbiamo incominciato a lavorare e abbiamo lavorato, cioè nel concreto abbiamo dimostrato quello che valiamo, se no nessuno ci chiamerebbe più, se no la tecnica e l'assistenza tecnica non esisterebbe, ma abbiamo bisogno di più di assistenza tecnica. Stiamo parlando adesso con l'Agea, sembra che insomma a meno a chiacchiere qualcosa dicano. Il fallimento della PAC ce n'è uno, il resto è stato probabilmente una qualche sgangherata o inadeguata applicazione di finanziamenti, ma c'è un fallimento che ormai da 50 anni registriamo costantemente, ovvero forse è diventato finanziamento per qualcosa e qualcuno. Si chiama assistenza tecnica. Ed è per questo che questo paese vive un ritardo che è straordinario. Andate a prendere l'ultimo finanziamento, gli ACHIS, no? Andate a vedere i progetti, come sono stati fatti, chi li ha fatti e quali sono i risultati che hanno prodotto. Noi dovremmo essere l'ACHIS, noi dovremmo essere quel progetto, ma io spero che nella PAC qualcuno incominci a individuare i soggetti, lo sto dicendo un po' a tutti i parlamentari, ma mi pare che alla mattina il cotton fioc non li trovino e quindi bisogna insistere, forse qualche briciola anche dal tavolo del ricco Lazzaro cadrà al povero, ricco Pulone cadrà al povero Lazzaro. Quindi questa è la grande sfida, è una grande sfida che dovrà anche accompagnarci, e concludo, a un'altra cosa. Se è vero che arrivano questa massa di immigrati, noi non possiamo mica, proprio perché ce n'è una domanda che non è evasa, potremmo mica lasciarli in mezzo alla strada. Tanto lì, andate nelle carceri, io sono uno che le ha frequentato parecchio, abbiamo una percentuale che è molto elevata. Ma perché? Perché i serbatoi, l'alimentazione naturale è, tu mi metti, vai a Caivano, è molto più facile trovare gente in carcere che non gente a lavorare, andate alle Vele, andate a Casal di Principe, andiamo in Sicilia a Alcamo, no? Perché? Perché ci sono contesti che sono culturali e sociali che purtroppo con tutto lo sforzo che c'è per rimuoverli accompagnano. Se noi mettiamo queste centinaia di migliaia, siamo a 5 milioni e 400 mila persone, le mettiamo fuori e non le educhiamo e prepariamo anche a fare i lavori umili. Certo, troveremo i mungitori in Lombardia che sono tutti Sikh, pakistani e indiani, però ci fermiamo lì con una difficoltà tra l'altro di linguaggio. Quindi avremo anche lì uno sforzo per accompagnare una società ad evolversi e a integrarsi, perché altrimenti ne verremo travolti con facilità.
perché poi le invasioni avvengono per fatto naturale, perché ormai è un fatto inarrestabile, ma appunto anche perché noi non riusciamo più a mantenere questo livello. Noi abbiamo, dobbiamo chiudere, no? Noi abbiamo 2 o 3 sfide che sono importanti. Il primo è, come avete visto, da quando ci siamo insediati non abbiamo presentato riforme dell'ordinamento. Perché? Perché andare a toccare oggi l'articolo 2 significa scatenare una rissa all'interno di tutte le realtà, non solo quelle professionali, che non ci porterebbe da nessuna parte e ci bloccherebbe sul nascere. Però stiamo tentando di recuperare quel ritardo sul catasto fabbricati che ci compete, perché noi siamo i padri del catasto in Italia e insieme a noi, tenuti per mano, sono i geometri, perché gli agrimensori, quando si sdoppiano, diventano geometri e peritigari, erano la medesima figura, e la preparazione, che tra l'altro inizialmente, ma anche oggi, forse un po' inadeguata, ma con qualche aggiornamento la si recupera agevolmente, noi siamo i padri del catasto. L'ho già spiegato a 20 parlamentari, 2 volte l'emendamento è andato in Parlamento, ma lì insomma vediamo un po'. L'altra cosa è rimettere in moto quella che è l'organizzazione. Ha ragione Massimo, non c'è un ha usato non una presidenza, quel termine è sbagliato, noi non siamo il coordinamento, noi siamo i giudici di secondo grado, noi siamo i vostri giudici, noi siamo i vostri controllori per la legge. Ma quel termine è totalmente sbagliato se una categoria deve guardare al mattino dopo. Lì entra il coordinamento, ma il coordinamento dentro una compartecipazione che si fa a rete, e le reti, come ho scritto oggi, non possono avere i buchi, perché altrimenti non peschi nulla e quindi arrivi a casa ancora, come dire, con il bagaglio, con la pesca che è totalmente inadeguata per creare una qualche prospettiva per la famiglia. Questo è l'elemento, e il coordinamento dov'è che lo si costruisce rispetto alle iniziative che state facendo, ma raccordandole. Adesso noi abbiamo costituito questa fondazione, si chiama Font Academy. Probabilmente quest'anno avremo i primi accreditamenti regionali. Noi siamo già registrati però come fondazione, non come associazione, come era prima, che veniva spacciata per fondazione, ma fondazione non era. Noi siamo fondazione registrata in prefettura, adesso dovremmo arrivare all'accreditamento, perché poi insieme dovremmo predisporre non qualche iniziativa formativa, ma un piano formativo che nasce dalla domanda territoriale e ha una ricaduta sul territorio, ma su territori che non sono parziali come Wageningen, ma diventano parziali e si diffondono generalmente e su tutto il territorio, perché è così che una categoria diventa coesa, diventa famiglia, diventa comunità. Ciò che fa Rovigo lo devono sapere anche a Vittoria, che è una delle realtà di produzione dell'orticoltura straordinaria. Perché? Perché qui c'è un passo altro, c'è un passo diverso, e la qualità delle iniziative deve in qualche misura almeno informarli, se poi li coinvolge tanto di guadagnato, se poi li trascina anche insieme a noi a quella evoluzione e non amplia una faglia che purtroppo comunque registriamo in questo paese, ancora meglio. Avremo giocato, come dire, anche un micro ruolo, dopo aver fatto l'Italia abbiamo contribuito a fare anche un pizzico di italianità nel nostro paese. Concludo, io vi ringrazio davvero, perché non è una battuta, Davide. Abbiamo un bel consiglio coeso, dov'è Salvan, che non lo vedo? Era qui, è scappato? No, vieni qui perché tanto ti cito. No, ma trattarlo allora... No, ho tratto bene. Io non sto vivendo insieme a tutti gli altri consiglieri l'esperienza non felicissima di Salvan, che era il vostro consigliere, dove c'era, come dire, una serie di tensioni, di personalismi, di conflitti che stanno caratterizzando anche altre categorie, purtroppo, dei professionisti. Noi abbiamo 11 persone che hanno capito che lì bisogna prendere uno zaino, pesante o un po' meno pesante che esso sia, e portarlo avanti, perché non c'è Braga che tenga. Braga può andare via domani mattina e ci andrà anche in tempi non remoti.
perché l'ha già annunciato, per cui, ma c'è bisogno che la categoria si sente parte di un grande disegno, che è quello sociale, che è quello economico, che è quello produttivo, che è quello di un settore che ha ancora potenzialità di produzione molto superiori a quelle che ha, garantendo una qualità di livello straordinario che ci ha fatto affermare che siamo un made in Italy, no? Che è riconosciuto, tanto è vero che tra l'altro è particolarmente copiato. Ecco, lavorare in questo contesto con la Cassa Davide in stretta sinergia, ancora unico caso in Italia, ci aiuta a dire, come adesso ho appena finito un video, a proporre una manifestazione sul Giubileo nella quale porremo anche qualche connessione, qualche sollecitazione, qualche provocazione dalla nostra categoria, la gestione dell'ambiente che qualcuno definisce creato. Quindi vedete come la connessione non è mai distante, neanche da radici, per chi le vuole andare a scoprire, neanche da radici religiose. Quindi, torno a ripetere, grazie a Massimo, a tutto il Consiglio, devo dire anche a Righi, perché lui è il nostro commissario, no? Non so se a Giorgio, perché non so se dà voti alti, però so che ci garantisce una qualità. È severo, Giorgio. No, non so che è severo, però ci garantisce una qualità nella gestione, tanto è vero che il nostro, ogni tanto Crudele si sentono, il nostro coordinatore delle piattaforme e con Cristina si sentono spesso perché li aiuta e ci aiuta anche a organizzare meglio questi esami di Stato. Dobbiamo espanderli un po' di più. Ormai c'è qualcuno che fa della pubblicità ingannevole, che racconta che può fare quello che non può fare e che purtroppo poi ha casomai numeri maggiori di iscrizione. Ma noi, puntando sulla qualità, dobbiamo puntare anche sul coinvolgimento di tutti i ragazzi, perché qui dentro devono sentirsi, come stai facendo Massimo e come fate col vostro consiglio, devono sentirsi a casa. E quando uno si sente a casa, guarda, arriva bello, sereno, sorridente, se era arrabbiato fuori gli passa l'arrabbiatura e quindi riesce a far progredire quella che è una grande famiglia italiana. Le cose non avvengono mai per incidente, diceva il mio maestro Mino Martinazzoli, per incidente la storia. Avvengono perché uomini camminano nella loro storia e lasciano una traccia nel terreno che noi tutti abbiamo il dovere oggi di lasciare più profonda di quella di ieri. E poi qualcuno non mi tiri in ballo che questo è un tempo drammatico, difficile. Lo è, ma i nostri genitori hanno passato di peggio. No? Io vengo da una famiglia che ha una madre trentina, un certo Vermiglio. Cos'è candidato a cosa il film Vermiglio? All'Oscar? Ha vinto il Leone d'Argento? Alta montagna? Ecco, quel tempo è il tempo di mia madre. E quel tempo è stato il tempo dei nostri genitori che casomai hanno combattuto, casomai sono arrivati mezzi distrutti, mio padre, e casomai hanno ripreso ancora in mano le redini di un paese vivendo la miseria e facendo uscire questo paese dalla miseria, e dal 1981, essendo paese che prima emigrava, è diventato un paese che adesso accoglie immigrati. E in questo dato straordinario ce n'è ancora un altro, che noi invece emigriamo come intelligenza, dobbiamo far fermare le nostre intelligenze, i 100.000 ragazzi che se ne vanno all'estero, che poi non c'è questa pandemia, dobbiamo fermarli perché qui c'è una grande sfida e quella sfida la vinceremo noi tutti insieme, noi un'età in più, aiutando quelli che sono più giovani a guardare oltre quello che è il limite del proprio contesto, a elevarsi un po', ad avere uno sguardo quando si è in montagna verso una valle, quando si è in alto no, l'orizzonte si allunga. Noi dobbiamo allungare il nostro orizzonte. Grazie davvero e complimenti per queste manifestazioni che ci fanno credere che noi siamo ancora una grande categoria. Lo siamo, dai, via!